Si è svolta ad Agrigento su iniziativa dell'Associazione Culturale Antiche Tradizioni Popolari, presieduta dal dottore Carmelo Cantone, e del sito Il Centro Storico di Agrigento, denominata Agrigento Cultural Tour. Si è trattato di una passeggiata che è durata un paio d'ore, incoraggiata anche dalla bella giornata di ieri, nel centro storico della città, alla scoperta dei tesori artistici e architettonici, trasporto, cultura e turismo. La partenza di un centinaio di cittadini che, entusiasti dell'iniziativa, si sono ritrovati a Porta di Ponte e che si è poi snodato nei meandri e vicoli del centro città al fine di riscoprire gli angoli più nascosti del centro storico dimenticato, tra i monumenti, cortili, chiesi poco conosciuti dai tanti, in particolare dai più giovani, attraverso la spiegazione delle guide Rosi, Sara e Mattias, che hanno così illustrato l'evoluzione dell'agglomerato urbano più antico. Grande soddisfazione. Agrigento ha risposto alla grande, ma la cosa bella è che abbiamo avuto anche un'affluenza dai paesi limitrofi. Tanta gente è venuta, eravamo non so quanti, ma sicuramente oltre 100 persone che hanno potuto godere delle bellezze non nascoste, ma delle bellezze inedite del nostro centro storico. Un ringraziamento particolare sicuramente a tutto lo staff dell'Associazione Antiche Tradizioni Popolari, ma soprattutto a chi ha guidato magistralmente questa passeggiata per le vie del centro storico, Rosi Di Matteo, Sara Gallo e Mattias Lopilato. Un grazie a tutti e arrivederci alla prossima.